Marco Mantovani, K1. Grazie per avermi chiamato. Al via una scheda per l'artista. K1, Marco Mantovani, fin dagli anni '80, partendo dal Giambellino di Milano, si muove nell'area metropolitana come graffiti writer. La sua origine non è mai stata snaturata, rimanendo fedele alle sue evoluzioni. Dai muri alle tele, in un processo continuo in ambo le direzioni, ha affinato il suo stile divenendo uno tra i più importanti esponenti della street art in Italia. Cromie fredde e calde lo contraddistinguono in cosmologie futuribili. Elementi quali plasma, geometrie mobili, energie, materie in forme galattiche creano e determinano infinite e costanti atmosfere tecnologiche e oniriche. Bombolette sempre, ma anche resine, colle, pigmenti, catrame, acrilici, pezzi di manifesti sono materiali inseriti all'interno delle sue composizioni informali. Vortici subspaziali si alimentano nelle sue opere per visioni ulteriori. All'inseguimento di quel lucido murale ottenuto sulla pietra pubblica e privata, K1 porta avanti la tradizione della street art legata in un certo senso al mondo della pittura, sintetizzando così passato e presente. Ci avviciniamo alla decade da quel fervore che si creò dopo quella mostra stupenda al PAC di Milano. Sono successe vendite, televendite, complimenti, siete apparsi, parlo un po' come gruppo e tu sei sempre all'interno di questo gruppo anche in numerosi magazine, numerose interviste, mostre, però la street art, almeno in Italia e anche in altre parti del mondo, ha sempre delle ondate, c'è sempre, perché la street art, i graffiti, i murales, tutto questo mondo urban esiste sempre, però ha dei picchi di interesse e anche dei momenti in cui effettivamente ritornate alla ribalta, ma voi effettivamente ci siete sempre e avete il vostro contenuto. Ecco, partendo da questo fatto che ci avviciniamo a questi 10 anni, siamo in un momento di calma o comunque c'è sempre un fervore? Ma come hai detto tu giustamente, la street art e il graffiti writing non si fermano mai. Sono due linguaggi che fondamentalmente, come tutti sanno, nascono per la strada, perciò la nostra attività si divide un po' tra il appunto lavorare e realizzare le nostre opere sui muri delle nostre città e poi dedicarci a dei momenti invece di arte più contemporanea, lavorando su altri tipi di superfici come sono le tele o altre superfici che finiscono poi diciamo nella struttura dell'arte contemporanea classica, delle gallerie, museale e via dicendo. Perciò tu mi parlavi del successo del graffiti writing, del post-graffitismo e della street art. È un caso strano quello italiano, nel senso che in tutto il mondo questo linguaggio viene celebrato in musei, in nuove mostre e con commissioni importantissime su muri delle nostre città. In Italia forse che siamo le più legati a una tradizione più classica, insomma si fa un po' più fatica. I nostri vicini, per esempio francesi, con Art Curiala hanno delle aste esclusivamente dedicate a questo mondo. Qui in Italia sembra che ci siamo addormentati a quel 2007, insomma, pensavamo che ci fosse un'evoluzione che continuasse e per quanto ci riguarda, noi il nostro lo continuiamo a fare, realizziamo libri, realizziamo mostre, però non riusciamo a avere quel piedino importante, diciamo, nella struttura arte classica, diciamo, che ci accoglie, come hai detto tu, a targhe alterne. Ci sono dei momenti in cui veniamo celebrati e momenti in cui sembra quasi che non esistiamo. Però la nostra attività continua. Quando non finiamo dentro dei musei, state sicuri che ci trovate per le strade a dipingere. Che se uno va a vedere per esempio i risultati d'asta internazionali, tra i risultati più importanti ci sono comunque degli artisti che arrivano dal nostro mondo. Perciò uno su tutti, Banksy, che penso che conoscono tutti, non è proprio uno che fa dei risultati così così.
Se vogliamo andare nel circuito dell'arte contemporanea, qualcuno conosce per caso Art Basel Miami? Ecco, Miami c'è praticamente un'intera zona della città che si chiama Wynwood, che è stata dedicata a celebrare questo mondo, questa cultura e questo linguaggio, che sia di graffitismo o di street art. Perciò forse è provincialismo questo, nel senso che se uno comincia a girare il mondo si rende conto che siamo legati, sì, come hai detto tu, a quei nomi importanti che ci danno sicurezza, ma mettiamola così, i veri collezionisti sono quelli che sanno anticipare, non quelli che sanno seguire quello che è già una certezza. È chiaro che in questo periodo, che non è certo un periodo fortunato per l'Italia, tutti vogliono andare sul sicuro ed essere tranquilli dei loro acquisti. Però mettiamola così, se volete vedere i nostri lavori, ci sono anche quelli gratis, che sono quelli sui muri delle nostre città. Perciò non dovete fare nessun investimento, almeno andate a vedervi i nostri muri in giro per la città, che sono un museo a cielo aperto gratis per tutti, che può essere visto senza rischiare niente in giovani sbarbati, che poi non siamo neanche così tanto sbarbati, perché siamo tutti ormai quelli della prima generazione intorno ai 50, perciò mettiamola così, gli artisti importanti sono quelli che vengono celebrati quando sono morti. Mi sa che se avremo la fortuna che succeda anche a noi, succederà proprio con questo modus operandi, insomma. Mi associo al tuo invito, incrociamo le dita e andiamo sempre avanti. Ecco. Senti, K è la K, tradotta ovviamente dall'inglese, One è un po' questo mondo dell'hip hop, il tuo nome è Marco Mantovani. Quando ti senti e quanto più uno o l'altro, anche se parliamo poi alla fine della stessa persona? Certo, ma guarda, il nome, come hai spiegato tu, arriva un po'. Io ho iniziato a dipingere nel 1988, avvicinandomi appunto al graffiti writing, e in quel momento era un po' tutti vogliamo farli americani, come la canzone, e perciò quasi tutti scegliamo dei nomi che si avvicinavano a questa cultura più grande che è l'hip hop, che è la traduzione un po' contemporanea di tutti i linguaggi classici. Se tu pensi al graffitismo, il graffitismo non era altro che la pittura, il rap è la poesia, l'arte del DJing, di mischiare i dischi e la musica, e la breakdance era la danza. Perciò questa grande cultura ha reinventato la cultura classica. Nella mia vita, sai, io ho iniziato a 15 anni a dipingere, stavo facendo il liceo artistico. Dividere K1 da Marco Mantovani adesso diventa un po' difficile. Molto spesso la gente mi conosce come K1 e non sa il mio vero nome, perciò se tu mi chiedi quanto conta Marco e quanto conta K1, è una bella domanda. Sono tutte e due. Ho dedicato la mia vita a questa cultura, ho scritto dei libri a riguardo, perciò insomma penso che non ci sia modo di avere due momenti nella mia quotidianità. La mia quotidianità è questo: quando arrivo in studio inizio a dipingere quadri, quando mi fermo che arriva la bella stagione vado a dipingere i muri delle nostre città. Se devo mettere sulla bilancia quanto all'interno della giornata c'è Marco e quanto K1, alla fine mi sa che c'è più K1 che Marco, insomma. Hai appena parlato della tua formazione artistica, dalla quale comunque hai appreso lo studio preliminare prima di arrivare all'opera. Quindi il vecchio disegno, come si chiamava un tempo, preparatorio, ma comunque anche di studio per arrivare al dunque, quindi al progetto che l'artista poi si sente di proporre sulla tela o comunque non sulla tavola, qualsiasi poi mezzo va bene, nel nostro caso il muro e successivamente la tela. E questo però ti differenzia dai puri freestyler. Quindi c'è un minimo di differenza, nel senso che tu comunque hai una preparazione data da un tuo percorso artistico, piuttosto da quelli che poi possono anche improvvisare al momento. Giusto? C'è questa differenza anche un po' in te, nel tuo approccio artistico. Ma guarda, questa cosa fa un po' parte poi della storia del graffiti writing, nel senso che quando è nato negli anni 70 nei ghetti newyorkesi, non tutti i ragazzi che si sono avvicinati al graffiti writing avevano una preparazione accademica, c'era chi l'aveva e chi no.
Però diciamo che il bello del writing era proprio questo, che essendo un linguaggio che lavorava sulla ricerca della lettera, in un certo senso permetteva un po' a tutti di avvicinarsi e poter provare a fare questa evoluzione, appunto, come dicevo, legata alla lettera, senza ne avere la necessità di avere quella preparazione accademica che ti danno poi le scuole. In quel senso era molto democratica come arte e dava la possibilità effettivamente di essere veramente un urlo al mondo da parte di questi ragazzi che cercavano un riscatto prima di tutto sociale. Quando è arrivato da noi in Europa è chiaro che il mondo che ha incontrato era diverso, però in un certo senso abbiamo incontrato le stesse specificità, nel senso che io sì, ho fatto il percorso in questo senso, molti altri non lo hanno fatto, ma non per questo non hanno potuto avvicinarsi a questa cultura e a iniziare a fare questa ricerca, che in un certo senso è quasi più una ricerca grafica più che artistica. Poi è chiaro, quando uno comincia ad aggiungere che non fa più muri ma fa altro tipo di espressioni, come abbiamo detto i quadri, è chiaro che magari lì entrano in gioco altri tipi di preparazioni che magari uno che ha comunque avuto un percorso in quel senso può essere facilitato a continuare. Però è anche vero che il genio non sta certo nel fatto di aver fatto la scuola. Se uno riesce nella propria vita probabilmente è proprio perché ha dentro quella scintilla in più che non è detto che sia figlia di aver studiato a scuola anatomia umana. Probabilmente è una cosa che fa parte di quei pochi che hanno vissuto con intensità un periodo storico e non a caso magari non fanno proprio parte del nostro mondo, ma comunque facevano parte di quel periodo storico di New York. Se da lì sono usciti Pascal e Keith Haring in quel fermento, qualcosa vorrà dire. Tantissimi altri artisti di quel periodo storico newyorkese in questo momento, come ti dicevo, sono in asta e fanno dei bellissimi record price che darebbero soddisfazione a molti collezionisti italiani. Detto questo, io certo, avendo fatto una scuola, questo mi ha potuto dare la possibilità di dare una continuità al mio lavoro che insomma è partito da lì con le prime firme tanto odiate all'interno della nostra città, per poi proseguire e arrivare ai quadri che magari molti collezionisti italiani adesso hanno deciso di comprare e mettere nelle loro case, chiedendomi: ma tu eri uno di quelli che andava in giro a fare le firme? Ebbene sì, se uno si avvicina a questo mondo sa che questo mondo è fatto da questi tanti lati che fanno però parte di una stessa cultura. Street art è colore, vive nel colore. Anche per te è un mainstream. Ma guarda, diciamo che io quando ho scoperto il graffiti writing è stato grazie a un bellissimo libro che è una delle bibbie del graffiti writing, che si chiama Savoy Art. L'ho aperto, era appunto questo libro dedicato esclusivamente ai treni New York che dal Bronx arrivavano a Manhattan, tutti colorati. A me ha colpito quello, cioè quella forza, quell'energia che quei lavori messi per strada sanno ottenere, rubando veramente lo sguardo alle persone che ci passano davanti e che si trovano opere che già solamente per le dimensioni sono estremamente impattanti. Quell'energia e quel colore, come tu sai, io ho cercato di catturarla ritagliando dei piccoli frame stradali, buttandola dentro i miei quadri. Ci sono riuscito, ma molte persone dicono che se c'è una caratteristica dei miei quadri è proprio quella di avere una grande forza e un grosso impatto. Non sono certo quadri tono su tono che vogliono essere messi in casa senza avere il loro spazio visivo. Come i graffiti per strada vogliono essere delle bombe che quando ci passi davanti le vedi e prendono il loro spazio senza avere la timidezza di dire io sono appunto e appartengo a quel mondo che è il writing. Entriamo un attimo nel merito delle tue opere, quindi mondi metaforici appartenenti a dei mondi sempre cosmologici, determinati da energia, materia, uso di manifesti, stickers, stencil, resine, pigmenti, altro ancora, e poi quel lucido che possiamo apprezzare nella tua opera che hai dietro, che ti ricorda quell'effetto che il muro rende. Facendo una piccola sintesi, ovviamente.
No, sei stato perfetto. Ma guarda, come abbiamo detto, queste sono cose poi che fanno parte un po' del mio percorso anche italiano, perché se tu mi parli di poster, certo i miei poster non sono quelli di Rotella o Villeglé, ma sono i poster di una della branchia della street art, che è la poster art dei ragazzi che vanno in giro per la città e attaccano questi loro poster con i loro lavori, le loro grafiche. Le resine, i lucidi di cui tu parlavi, non sono le resine contemporanee che ormai tutti gli artisti hanno fatto loro come escamotage per rendere i quadri più glamour e più vivaci. Io quando ho iniziato negli anni '80 le bombolette erano tutte a base sintetiche. Quando io finivo il mio muro da un'opera opaco, da un muro opaco e grigio che era, mi ritrovavo un muro lucido e pieno di colore e di energia. Perciò mi è rimasto quella cosa di avere quella lucentezza delle opere che io ho cercato di riportare appunto nei miei quadri. Insomma, tutte le cose che io inserisco fanno poi parte del mio mondo, non sono casuali. Il bianco che si vede nelle mie opere non è un bianco casuale, ma è quello che viene usato per fare le righe stradali per appunto trapassare la strada. Insomma, tutte materie che fanno un po' parte del mio mondo, che però fanno parte anche di quello che io ho visto nella vita. Un grande artista non diceva mica che uno è bravo quando sa rubare dagli altri. Ecco, io ho cercato di rubare facendo mio quello che è un po' la storia dell'arte mondiale, decollage, pop art, action painting, mettendole insieme e cercando di riportarle in quello che è il mio mondo. Quando vedo un cliente o un visitatore che va davanti a una mia opera e dice questa è un'opera di K1, vuol dire che sono riuscito a trovare quella chiave linguistica che rende comunque personali le mie opere, nonostante che siano figlie chiaramente della storia dell'arte. Effettivamente sì, c'è una storia dell'arte, però tutto quello che andate a produrre, quindi parlo di te, ma anche poi di tutti i tuoi colleghi, hanno delle radici urban, ecco, mi piace dire questo termine perché racchiude molteplici visioni e molteplici modi di vivere, nello stesso tempo di ascoltare musica, ma anche di fare arte. È ovvio che il riferimento iniziale per chi lo fa è un po' erroneo, perché comunque il nuovo realismo viveva in ambiti completamente diversi. Il tuo rapporto dei giornali, che comunque lo ritroviamo anche in altri artisti, di manifesti, di scritte, fa parte di questo mondo che è la street art. Poi giustamente, come hai detto tu, ognuno ha il proprio stile, ha la propria comunicazione, perché comunque alla fine si comunica, ha la propria eleganza, quindi ha una propria anche scelta dalla quale nasce un'opera diversa dall'altra e ogni interpretazione, ogni concetto contenuto da molteplici orizzonti ed è molto importante. E ritorniamo un po' sul tuo futuro a questo punto, perché abbiamo parlato di quello che stai producendo per la prossima decade, che purtroppo stiamo entrando con questo virus, ma dobbiamo anche pensarci, perché la manna dal cielo, almeno a me e comunque a tutti, non arriva. Pensi di continuare con questo tuo stile o hai in mente qualcosa che stai maturando? Perché come ogni singolo artista non arriva subito, arriva nel tempo un'eventuale nuova forma espressiva, pur stando street. Ma guarda, è chiaro che, come hai detto tu, usciamo da un periodo non diciamo positivo, che in un certo senso ha messo a terra un po' tutti, anche semplicemente come umore personale. Io ho usato questa quarantena per innanzitutto fare un progetto gratuito per le persone, nel senso che, come dicevi tu, la parte il momento in cui uno street artist o un writer va a dipingere su muro parte sempre da un disegno preparatorio. Io ho fatto in questo periodo un gioco su Instagram in cui chiedevo agli amici di mandarmi il loro nome
e con il loro nome ho realizzato questi disegni fatti a scritte in stile writing, in cui farò una mostra qui da me per omaggiare a tutti questi amici i disegni che ho realizzato. Perciò il primo progetto in un certo senso sarà un momento più per ritrovare le persone e ripartire insieme. Diciamo che c'erano tutti una serie di progetti estivi legati a eventi in outdoor, perciò su muri, che purtroppo sono saltati perché chiaramente tutti i comuni hanno dovuto avere altre priorità, perciò hanno spostato le loro attenzioni su altre cose, anche se stiamo cercando di recuperare poi in questi mesi e vedere se per settembre si riuscirà a fare qualcosa. Ho appena finito una mostra a Torino con le opere che voi conoscete. Diciamo che nella evoluzione di un artista di solito si dice che uno crescendo impara a togliere. Ecco, diciamo che le mie prossime opere, come è un po' il percorso che ho fatto fino adesso, sarà riuscire a togliere alle mie opere. Era giusto che io partissi da opere di quel genere, che in un certo senso rappresentavano la confusione delle nostre città, l'energia delle nostre città, l'intreccio delle linee, la forza della confusione in un certo senso di un piccolo paese come può essere quello di Milano. Forse maturando poi uno decide di cominciare a togliere e capire quali sono le cose importanti che devono essere le loro opere. Perciò in quel senso penso che il mio prossimo futuro a livello di opere su tela sarà quello. Su muro, ahimè, io rimango talebano e fedele alla linea, perciò sono nato come writer, continuerò a fare quello perché è anche vero che io sono uno dei primi della prima stagione. Mi piace mantenere la mia identità, non voglio strizzare l'occhio a fare opere che in un certo senso vadano incontro alle aspettative del cittadino che passa davanti, vede un bel muro fatto a fiori con dei bei vesi sorridenti e dice bellissima opera, questa sì che ci piace. È vero, le nostre opere rimangono criptiche perché nel momento in cui raggiungono quello stile massimo che si chiama wild style, dove le lettere diventano talmente illeggibili che sembrano astratte, è chiaro, non possono facilmente incontrare il giudizio positivo delle persone, rimangono quasi dei lavori più per noi che per i cittadini. Però è vero che se sono uno di quelli che rappresenta un po' la nascita del writing in Italia, è giusto che io continui con quel percorso e continui invece la mia evoluzione naturale, che è quella delle opere su tela, in maniera invece differente, anche perché sono due cose che viaggiano con l'energia che arriva uno dall'altro, ma sono comunque pur sempre due percorsi diversi. Le mie tele sono le mie tele, i muri sono i muri. Sì, Marco, concordo con questa tua affermazione. La street art è un movimento espressivo, globale, planetario, che unisce diverse culture in uno stile che poi si personalizza da artista ad artista. Marco K1, ti ringrazio per questa tua intervista, per questa tua cortese, gentile disponibilità. Grazie a voi per avermi invitato.